Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Apriamo la nostra edizione con una grave notizia di cronaca, perché ha perso la vita lungo la strada che costeggia il lago di Santa Croce un uomo originario del Veneziano. Una frenata lunga, 5, forse 6 metri, dopo un sorpasso a una velocità che i due motociclisti che hanno assistito alla tragedia hanno giudicato di crociera. È avvolto nel mistero l'incidente, quindi, in cui ha perso la vita Massimo Rosa, 65enne veneziano di Dorsoduro. L'uomo si è schiantato contro le barriere del guardrail all'altezza di una semicurva poco dopo il capitello dedicato a Sant'Antonio. L'incidente è accaduto attorno alle 17:30. I primi a chiamare i soccorsi sono stati i due motociclisti che Rosa aveva appena superato in sella alla sua Suzuki 1000. Ai sanitari del SUEM non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo, che è stato trasferito nella camera mortuaria del San Martino. Il traffico sulla Lemagna è stato interrotto per un paio d'ore per consentire ai carabinieri di eseguire i rilievi di rito. Massimo Rosa era un ex dipendente della Sacaim ed era stato sindacalista della Feneal Will fino ad una decina di anni fa. Viveva da solo a Dorsoduro, lascia un fratello che risiede all'estero. Ed ora parliamo dell'emergenza migranti. Padova attualmente ne ospita 120 nelle 3 palestre allestite nella settimana dopo Ferragosto, ma gli arrivi continuano. Siamo allora in diretta dalla sede del Comitato della Croce Rossa di Padova con Chiara Gaiani e Francesco Ratai per le ultime novità. A te la linea, Chiara. Un buongiorno da Padova, siamo all'interno della sede del Comitato della Croce Rossa di Padova con il presidente Gianpietro Rupolo, che ringraziamo per la sua disponibilità. Emergenza migranti, Croce Rossa in prima linea fin da subito come supporto logistico. A Padova si stanno accogliendo in questo momento sicuramente oltre un centinaio di persone. Voi effettivamente avete dato un supporto logistico nella predisposizione dei letti. A che punto siamo in questo momento? Beh, al momento attuale, mentre parliamo, noi abbiamo, su richiesta della prefettura, dispiegato 50 letti, temporanei ovviamente, alla San Benedetto da Norcia, in via Cave, 35 letti sono alla Dorighello, in via Dorighello, e 42 letti sono stati invece posti a Feriole. Parliamo quindi di 2 palestre delle scuole e poi di una palestra comunale. Certo. Sì, 2 palestre delle scuole e una palestra comunale che è quella di Feriole, Selvazzano. Noi al momento ci è stato detto, da questo punto di vista, quello squisitamente logistico, se potevamo contribuire con un'altra ventina di letti, li abbiamo, ma non abbiamo avuto informazioni dove dobbiamo metterli. Sappiamo che deve arrivare un altro arrivo di migranti in città, ma anche su questo non abbiamo informazioni al momento. Ecco, da un punto di vista della gestione sanitaria che voi state ovviamente fornendo come supporto, qual è la situazione e anche insomma che tipo di sensazione, che tipo di ritorni ha dagli operatori che comunque stanno lavorando all'interno di queste strutture, operatori della Croce Rossa? Beh, noi affianchiamo gli operatori delle cooperative, soprattutto nel momento della distribuzione dei pasti. Dal punto di vista sanitario noi facciamo delle visite nelle palestre calendarizzate, secondo un calendario concordato con le cooperative e con le prefetture. La scorsa settimana l'abbiamo fatto per 2 volte. E poi forniamo una reperibilità nell'ambulatorio che è alle mie spalle, che è l'ambulatorio del Comitato di Padova, dove c'è un team reperibile a casa se ci sono bisogni, in modo da non intasare eventualmente il pronto soccorso. Al momento attuale la situazione sanitaria posso veramente essere tranquillizzante, assolutamente sotto controllo. Non abbiamo trovato nessuno positivo al Covid, per esempio. Abbiamo ricoverato soltanto 2 giovani, ma per problemi internistici oggettivi. Ci siamo fatti carico di una quantità, direi tutto sommato abbastanza limitata, di problematiche minori, insomma piccole ferite, problemi agli arti e altre cose. Quindi dal punto di vista sanitario la situazione è controllata e assolutamente non allarmante. Anche da un punto di vista proprio della gestione delle persone che sono all'interno, ha dei ritorni dagli operatori che comunque quotidianamente dialogano con queste persone? A quello che risulta a me problematiche principali
ovviamente non ce ne sono, c'è la problematica di qualche allontanamento, ma questa, come dire, va messa nel conto. Ecco, prima di iniziare questa intervista lei ci raccontava ovviamente che c'è il contatto diretto con Lampedusa, con il comitato che sta assistendo questo, che lavora nell'isola, pare insomma che gli sbarchi siano diminuiti in questo momento. Allora, a Lampedusa c'è un comitato certamente, ma la gestione dell'hotspot è fatta dal comitato nazionale che vi impiega 120 operatori, 50 dipendenti e 70 volontari che si turnano. Ci sono sempre dei volontari di Padova presenti, ma da dichiarazioni, da informazioni che ho nella giornata di ieri, la pressione in questi giorni sembrerebbe un po' in diminuzione. Il motivo verosimilmente sarà di carattere meteorologico, ma in ogni caso con questo tipo di criticità è anche questa una buona notizia. Un'ultima domanda, ci sono nuovi arrivi a Padova, in ogni caso voi siete pronti? Noi siamo pronti per nuovi arrivi, se ci verrà chiesto di renderci disponibili anche nel momento dell'accoglienza. Noi abbiamo un team che è quello del settore emergenze che si è attivato il 15 di agosto e che è tuttora in allerta. Benissimo, allora noi davvero ringraziamo Gianpietro Rupolo, ricordo presidente della Croce Rossa di Padova. La situazione degli arrivi ovviamente noi come redazione continueremo a seguirla. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Francesco Ratai da Padova, restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani in collegamento da Padova. Noi continuiamo a parlare di cronaca con un incidente che si è verificato a Barbarano Mossano, siamo in provincia di Vicenza, con un'uscita di strada di un'automobile che ha buttato giù un palo del telefono. Barbarano Mossano, sulla strada provinciale 8 Berico Euganea, che nel paese prende il nome di via Rampezzana, un'auto finisce fuori strada in un campo agricolo. La macchina, fuori controllo, abbatte un palo del telefono e il conducente resta ferito. Qualcuno lancia l'allarme. Sul posto si precipitano i vigili del fuoco di Lonigo che mettono in sicurezza la vettura, mentre l'autista viene preso in cura dai medici e dagli infermieri del SUEM 118 che, dopo avergli prestato le prime cure, lo portano in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruirne la dinamica. Cordovado, ve l'abbiamo raccontato nel corso dei nostri telegiornali, si è conclusa la vicenda di Luca Orlandi, veneto di San Donà di Piave, che si era serragliato in casa e che dopo 2 giorni si è arreso ai gruppi speciali che erano pronti all'irruzione. Orlandi ha consegnato tutto il suo arsenale di armi. Noi naturalmente eravamo sul posto e abbiamo anche ascoltato i suoi vicini di casa che sono vissuti asserragliati in casa per circa 50 ore poco dopo che la vicenda si era conclusa. Per me è stato tutto come essere in un film. Questa è la sensazione dei cittadini di Cordovado, coprotagonisti loro malgrado del tentativo di resistenza al sequestro delle armi del 55enne Luca Orlandi. Vicenda che si è conclusa poco dopo il mezzogiorno di oggi con la resa dell'ingegnere, ex ufficiale di complemento dei carabinieri ed ex giocatore di basket, ai gruppi speciali pronti ad irrompere all'interno di questo appartamentino di via Battaglione Gemona. Una storia che per loro mercoledì è iniziata così. Ce la può raccontare come l'ha vissuta? Male, molto male, perché siamo stati cacciati da casa nel giro di minuti, senza poter prendere nulla praticamente, e tutti i disagi che si possono immaginare di uno sfollato. Ci ha messo tanta ansia il fatto di sgomberare i locali, la gente che andava in albergo, paura di un'esplosione, cioè non puoi vivere in serenità. È arrivato qui il barbiere e mi ha detto mi hanno buttato fuori dal negozio, ci hanno fatto chiudere tutti e non abbiamo capito, cioè non si capiva cosa stava succedendo. Tutti però hanno dato la massima collaborazione, arrivando a mettere addirittura a disposizione delle forze dell'ordine tutto il proprio locale. È stato bello perché loro erano contenti di avere un posto dove ristorarsi. E quindi io sono stata contenta, anche se è stato faticoso, di essere stata qua con loro. Una vicenda terminata bene e che forse anche per questo qui al confine tra Veneto e Friuli hanno già preso con filosofia. Una persona così può vivere a Cordovado come può vivere a Roma o a Londra. No? Ma è normale stare segregati 2 anni e mezzo? Normale non è, normale non è, ma se uno lo fa, cosa vuole che le dica? Probabilmente, presumo io,
e adesso lo dovranno anche curare, o me sbaglio? Anche i vicini sperano in questa soluzione che aiuti Luca Orlandi a rimettere a posto la sua vita, fatta oltre che di solitudine, pare anche di qualche problema lavorativo che l'ha portato ad abbandonare tutto fuori dalle sicure mura di casa, come testimoniano le condizioni della sua auto e della sua moto ferme da mesi. Io gli auguro di guarire, di tornare ad essere una persona normale, insomma. Ecco, poi avendolo come vicino di casa magari siete pronti ad accoglierlo una volta che ha fatto un trattamento. Beh sì, diciamo, intanto siamo anche più tranquilli perché sicuramente non avrà più armi, che è la cosa fondamentale, ma al di là di questo, insomma, se torna guarito assolutamente va bene. Adesso voltiamo decisamente pagina, siamo alla vigilia della riapertura delle scuole e dal quartiere Pertini di Mestre arriva un appello, ma noi ci colleghiamo proprio in diretta con Mestre dove c'è Ilaria Marchiori che vedo in compagnia di Giorgio Rocelli. A te la linea, Ilaria. Buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in quartiere Pertini a Mestre proprio in compagnia del presidente del comitato Pertini, Giorgio Rocelli, perché parte un appello proprio qui dal quartiere indirizzato però a vari comuni. Si stanno cercando nonni ma anche nonne vigili proprio in attesa dell'inizio delle scuole. Sì, iniziano le scuole e quindi c'è la necessità di mettere i ragazzini in sicurezza. I vigili urbani non hanno grandi possibilità, numeri diciamo di personale per accompagnare i ragazzini a scuola, quindi lo facciamo in modo volontario con questa paletta che fermiamo il traffico e quindi facciamo passare in tutta sicurezza i bambini che attraversano la strada e entrano a scuola. Lo facciamo in entrata, lo facciamo anche in uscita dalle scuole, sia la mattina che al pomeriggio. Quindi ci servono volontari. E di quali requisiti bisogna essere in possesso? Beh, insomma bisogna essere con la testa a posto, qua non ci si scherza su questo servizio e proprio per venire incontro alla professionalità dei nonni vigili, domani mattina alle 10 ci sarà al quartiere Pertini un corso di formazione tenuto dai vigili urbani, ai nonni vigili del quartiere, e quindi chiediamo anche alle nonne di partecipare a questa bella e meravigliosa avventura, che è quella di accompagnare i ragazzini a scuola. Ecco, a noi proprio qui, mentre eravamo in attesa di collegarci con lo studio, si è proprio presentata una possibile candidata, una nonna vigile, tutta l'intenzione di prendere parte a questo servizio. Eccola qui, la signora Marina. Benvenuta signora Marina. Allora, che cosa l'ha spinta a candidarsi? Era un pezzo che pensavo a questa possibilità di fare volontariato davanti alle scuole. Era così un mio pensiero e il fatto ha fatto sì che questa mattina mi arrivasse un messaggio dal presidente e ho preso la palla al balzo ed eccomi qua. Ecco, non è usuale vedere una donna che ricopre questo ruolo, lei ci aveva anche pensato ovviamente. Sì, però io non mi faccio problemi, donna, uomo, sì, non... Certo, anche perché non è un ruolo che necessita, che richiede le caratteristiche prettamente maschili, non è che serva particolare forza, ecco. Appunto, io sono abbastanza severa come persona, per cui non mi fa paura essere donna per fermare il traffico. Certo, Rocelli, voi fornirete anche l'attrezzatura, no? Sì, quello che serve? Sì, certo, saranno riconoscibili perché avranno il loro giubbettino, quindi Kato Hauser, quello giallo, tanto per intendersi, fosforescente, e avranno la paletta, anche questa molto riconoscibile, e chiediamo anche che se vogliono fare la colazione alla mattina vadano pure a farla, perché tanto lo paghiamo noi come Hauser tranquillamente. Ecco, specifichiamo anche di quali territori stiamo parlando, non solo qui della zona del Pertini. Non solo la zona del Pertini, ma tutta Mestre,
Favaro, Campalto, Zellarino, insomma un bel bacino di utenza molto ampio. Benissimo, grazie a Giorgio Rocelli. Avete sentito dunque quali sono le richieste, quali devono essere le caratteristiche per potersi candidare e poter diventare nonni o nonne vigili. Bisogna presentarsi qui in quartiere Pertini, andare dal presidente Rocelli. Fate presto perché il tempo stringe e la scuola sta per iniziare. Ringrazio il signor Rocelli e la signora Marina. Qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e i suoi ospiti. Dunque, cominciano le scuole, ma quanto costa andare a scuola tra i libri, i trasporti? Alex Giuliano lo ha chiesto ai bassanesi, sentiamo. Bentornata cara scuola, cara nel senso di dispendiosa, costosa, già, perché quest'anno si registrano aumenti un po' in tutti i settori, dalla cartoleria ai libri fino al trasporto scolastico, una media che si attesta attorno al 20% in più rispetto all'anno scorso. E allora, per questa cara scuola che per qualcuno è già ricominciata, per tanti altri inizierà a metà settembre, abbiamo chiesto ai genitori come stanno affrontando le difficoltà e magari qualche consiglio per risparmiare. Quest'anno gli aumenti si sentono? Sì, molto si sentono, anche troppo. Quanto si va a spendere in più in percentuale? Magari si è accorta un aumento di quanto rispetto all'anno scorso? Ora dire così non ho idea perché ancora ho da ritirarli, però per quanto ho ordinato ho speso troppo ancora, anche se devo effettivamente prenderli. Aumenti anche per i trasporti pubblici? Mamma mia, quello non ne parliamo. Ho fatto l'abbonamento ieri, ho pagato un 20% in più dell'anno scorso di sicuro, sì. Quanto pesano questi aumenti? Abbastanza, pesano abbastanza ed è sempre più un problema, però cerchiamo di andare avanti, insomma. Rispetto all'anno scorso più o meno quanto si va a spendere? 20% in più, penso. Noi abbiamo nipoti più grandi di lei e parlando con le mie cognate sappiamo che insomma la situazione non è semplice, è un po' aumentato tutto, però servirebbero degli aiuti per le famiglie. Diciamo che abbiamo sopperito tante volte prendendo anche un po' l'usato, sinceramente. Quindi un po' quella è la soluzione? Secondo me sì, un po' sì, vale la pena, anche perché ogni tot anni decidono le case editrici di rinnovare il libro, per cui ci tocca buttare via, dove si può si recupera. Noi cerchiamo di riciclare tutto quanto, per quello che riguarda copertine, astucci, cerchiamo di tenere bene le penne. E i quaderni costano un po' di più, però insomma vediamo che le maestre cercano di farci riutilizzare anche quelli dell'anno prima, quindi in qualche modo tamponiamo così. Aumenta tutto tranne? Anche l'età. Ma non la pensione? No, quello no. Allora, continueremo a occuparci anche delle famiglie in difficoltà con i costi che bisogna affrontare anche in previsione dell'inizio dell'anno scolastico, però l'estate non è ancora finita naturalmente, ci sono tante iniziative in giro per il Veneto, una di queste è Made in Malga. Noi siamo in collegamento in diretta con Vanessa Banzato e Renzo Rigon da Asiago. Buongiorno Vanessa. Al via Made in Malga, questa manifestazione giunta all'11ª edizione. Mi trovo assieme al presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Fiorenzo Rigoni. Intanto buongiorno, benvenuto. E c'è un'affluenza già enorme di persone, tanta gente che, approfittando anche di questa splendida giornata di sole, ha voluto essere qui presente oggi. Sì, si presenta un'edizione eccezionale proprio per il tempo, che è veramente bello, e abbiamo già avuto ieri il sentore di vedere veramente tanta gente. Abbiamo visto migliaia e migliaia di persone già di venerdì, quindi il sabato mattina è già tutto pieno e domenica si aspetta veramente un pienone eccezionale. Poi c'è stato questo momento particolarissimo proprio oggi, perché Filippo, questa devi vedere che è la forma che ha ben 10 anni di vita, una forma di formaggio di 10 anni di vita. Oggi è stata tagliata, c'è stata una vera e propria cerimonia del taglio della
forma e le particolarità di questa forma. 10 anni di vita, com'è questo formaggio? Beh, è un formaggio dalle caratteristiche organolettiche eccezionali. È il formaggio che ha il maggior valore al mondo in assoluto di tutti i formaggi. Questa forma viene venduta a 300 euro al chilo, però ne basta un pezzettino piccolissimo per avere in bocca e tenersi in bocca tutto il giorno un'eccezionale persistenza di dolce e di burro cotto. È un qualcosa di veramente eccezionale. L'abbiamo assaggiata assieme con i maestri assaggiatori e ci hanno detto che c'è ancora un ottimo sentore di noce, di frutta stagionata, frutta secca e anche un sentore ancora floreale. È veramente un'eccezione nel mondo dei formaggi. L'Asiago è proprio così, è un formaggio che si presta a prolungate stagionature. È per noi il formaggio migliore al mondo. Ma infatti, tra l'altro, quando abbiamo assistito proprio al taglio ufficiale della forma, lei ha detto si sente un profumo unico. Assolutamente, quando il gran maestro Gianni Rigoni Stern ha aperto la forma, sul palco si è sentito veramente un persistere di profumo incredibile. È uscita proprio una nuvola di profumo. Era un profumo di burro cotto, però molto 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 dolce, un qualcosa di veramente eccezionale. Ecco, tra le particolarità di questa 11ª edizione c'è anche la presenza per il primo anno di alcune malghe che arrivano dal Trentino. Sì, alcune malghe del Trentino si sono associate nel corso dell'anno scorso e sono qui presenti. Abbiamo Malga Mercai e Malga Buson di Sotto che sono presenti qui e rappresentate assieme a tutte le altre malghe dell'altopiano. Quali sono le altre particolarità, le altre caratteristiche di questa giornata e di questo evento, di questa manifestazione? Allora, è una giornata, ma non solo questa, sicuramente anche tutte le altre, nel segno del buon gusto e di profumi incredibilmente belli. Ricordiamo che questo fine settimana Sì, questo fine settimana e anche il prossimo fine settimana, dal venerdì alla domenica. Bene, allora io ringrazio il Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago Fiorenzo Rigoni. Filippo, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e a Renzo Rigon in collegamento da Asiago e noi adesso scendiamo nel capoluogo, andiamo a Vicenza per parlare di sicurezza e ci colleghiamo subito con Carlo Alberto Inghilleri che è in compagnia del questore di Vicenza. A te la linea, Carlo Alberto. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al questore di Vicenza, il dottor Paolo Sartori. Siamo proprio alla fine di 2 giornate di sicurezza non stop con una maxi operazione ad alto impatto sulla città. Ma oggi con questo fine settimana si guarda già al futuro, alla prossima settimana e soprattutto a quelle che sono le zone del degrado di Vicenza, quindi Campomarzo, il Quadrilatero, delle zone su cui il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha insistito anche in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza perché ci sia una particolare attenzione e anche una insistenza delle operazioni delle forze dell'ordine. Che cosa farete nelle prossime ore? Le operazioni che si sono concluse ieri sono state organizzate proprio e predisposte con una mia ordinanza proprio a seguito di quello che è stato concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È chiaro che, come ha detto giustamente lei, le zone di Campomarzo e il Quadrilatero sono particolarmente sensibili, ma questo non vuol dire che lasceremo sguarnita il resto della città e il resto della provincia. Sono in fase di organizzazione anche per la prossima settimana altre operazioni simili che sicuramente per poter avere un effetto duraturo ed efficace occorre che vengano accompagnate anche dalla predisposizione di azioni nel campo del sociale, nella lotta al degrado, nella tutela degli immobili abbandonati per evitare che diventino centri di bivacco, comunque di consumo e di spaccio di stupefacenti. Proprio per questo motivo le forze da mettere in campo sono ampie e
non basta e non è sufficiente solamente un intervento da parte delle forze di polizia, e in questo senso si è discusso e si è concordato in sede di comitato. Ecco, certo è che Campomarzo e la zona del Quadrilatero, che sono Viale Milano, Viale Torino, Via Genova e Via Firenze, proprio attorno alla stazione ferroviaria di Vicenza, lì avete insistito più volte con diverse operazioni, eppure continuate a trovare sempre qualche pregiudicato, c'è sempre qualche episodio di degrado o di piccola criminalità. Ecco, da questo punto di vista si può parlare di criminalità, di piccola criminalità ostinata, cioè la vostra è la strategia del martello pneumatico, bisogna continuare a insistere? Assolutamente sì, anche se noi siamo certi che non esistano fenomeni di criminalità stanziale, organizzata e strutturata. Si tratta di piccoli episodi che solitamente vengono identificati, individuati e perseguiti dalle forze dell'ordine, ma che molto spesso accadono in quella zona, perché quella zona, anche per la vicinanza alla stazione di treni, il fatto che comunque esiste un parco con una folta vegetazione, ecco, sono zone che si prestano a questo tipo di attività, e proprio per questo motivo occorre, come dicevo prima, intervenire sistematicamente, è quello che stiamo facendo con le forze di polizia, ma occorre anche adottare dei provvedimenti di natura urbanistica o di carattere sociale, proprio per evitare che determinate persone, determinati personaggi che creano criticità e problemi all'ordine e alla sicurezza pubblica possano frequentare sistematicamente queste aree. Bene, quindi insomma la parola passa anche alle istituzioni, alla politica e al sindaco con la sua giunta, perché appunto adotti questi provvedimenti di urbanistica e di politiche sociali per risolvere questo problema. Il problema appunto è un problema molto complesso con molte sfaccettature, e occorre, per poterlo risolvere in maniera duratura, sistematica ed efficace, occorre che ciascuno intervenga per quello che è il settore di competenza. Bene, e la Polizia di Stato bisogna dire che lo fa molto bene, le forze dell'ordine lo fanno molto bene, quindi ringraziamo il questore di Vicenza, il dottor Paolo Sartori. Direi che da Vicenza per il momento è tutto, avete sentito la notizia, nella prossima settimana continueranno le operazioni di sicurezza ad alto impatto a Vicenza. Grazie al questore, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri, in collegamento da Vicenza con il questore. Noi torniamo a parlare delle difficoltà economiche delle famiglie, un tema che abbiamo introdotto proprio ascoltando anche delle voci dei bassanesi, per esempio quanto incide nel bilancio familiare il caro libri oppure il caro i trasporti per andare a scuola. È una vicenda questa che sta facendo discutere anche a Treviso, dove è in collegamento per noi da Cassugana, credo, Edi Caliman, che appunto è in compagnia anche di un ospite, un consigliere comunale che ha sollevato il caso. A te la linea, Edi. Sì, hai detto bene Filippo, buongiorno anche ai telespettatori. Siamo nel giardino di Cassugana, abbiamo intercettato, come dicevi tu, il consigliere Marco Zabai, esponente dell'opposizione del PD di Treviso, un'opposizione che va all'attacco perché secondo le ultime dichiarazioni il sindaco Conte dice: siamo pronti a tagliare su le opere per cercare di aiutare le famiglie in difficoltà. Sul tavolo ovviamente il tema del caro libri, caro scuola, il caro vita, l'inflazione che sta ponendo in difficoltà le famiglie. Federconsumatori, sono dati della scorsa settimana, dicono si spenderà per un ragazzo, una ragazza che andrà nella prima, seconda liceo anche più di 1.500 euro a figlio. Dunque una situazione che come PD dite non sono soluzioni, che sono solo degli annunci, quelle del sindaco Conte. Come opposizione, come vi schierate? Noi naturalmente siamo completamente d'accordo nel momento in cui c'è da aiutare le famiglie di fronte a dei costi che stanno diventando assolutamente insostenibili, non soltanto è stato ricordato bene sul caro libri, ma se pensiamo a una famiglia si aggiungono ancora i costi per l'energia, i salari che rimangono fermi e l'inflazione che continua a non calare, diciamo che diventa insostenibile. Noi quindi diciamo questo: sindaco, va bene gli annunci, va bene dire che si vogliono fare delle azioni per sostenere le famiglie,
metticele nero su bianco e noi capiremo che tipo di intenzioni hai. Questo è il fatto, noi non abbiamo a modo ancora di poter fare una valutazione concreta, perché al primo consiglio ce l'avremo il prossimo il 14, ne avremo un altro il 28. Io mi auguro che proprio in questa sede il sindaco Conte e l'assessore al bilancio e l'assessore al sociale ci vogliano illustrare chiaramente che intenzioni hanno. Sulla base di quello, lo dico chiaramente, noi non siamo pregiudizialmente contro a interventi che vanno in questa direzione, siamo contro all'idea che vengano annunciati e non ci venga spiegato come e che tipo di opere si vogliano tagliare. Quindi questa cosa ci fa capire che voi anche come opposizione siete leggermente in difficoltà, non avendo sul tavolo delle operazioni concrete su cui basarvi e su cui poi magari discutere, giusto? Beh, allora chiaramente quando si fa l'opposizione a un'amministrazione, per coerenza bisognerebbe parlare delle cose che sono sul tavolo, perché se dovessi perdermi tutti gli annunci che vengono fatti dal sindaco dovrei stare costantemente in diretta con voi a commentare qualsiasi cosa, quindi io attendo l'amministrazione al varco, come opposizione la attendiamo e valuteremo sulla base di quello che saranno la concretizzazione, perché capite bene che dire una cosa e poi vedere come la si fa c'è un mare di mezzo. Quindi... E sulla questione migranti il sindaco Conte prende una posizione molto blanda, lui è sempre stato a favore di un'accoglienza diffusa che però non si sta attuando sostanzialmente qui a Treviso. Oddio, sempre stato, non so se sia sempre stato a favore, nel senso che il sindaco Conte quando c'era Salvini ministro degli interni gli andava dietro starnazzando come il ministro sul fatto che era tutta colpa della sinistra, era tutta colpa del PD e che ci riempivano di migranti. Adesso che si ritrova lui nella posizione di essere responsabile dell'amministrazione e con un ministro che fa parte del suo stesso partito, vede che le questioni sono molto più complesse di così. L'accoglienza diffusa, sono contento che lui ci sia arrivato come soluzione, come sono contento che anche il presidente Zaia abbia sposato questa idea, noi lo dicevamo da tempo. Sono un po' meno contento del fatto che il sindaco Conte non venga ascoltato dal resto dei suoi colleghi sindaci di centrodestra e della Lega, e anzi addirittura abbiamo il segretario regionale nonché sindaco Alberto Stefani che dice chiaramente che per loro il modello dell'accoglienza diffusa non deve esistere e che evidentemente è a favore dei maxi hub e delle tendopoli, perché è questo che stiamo andando avanti. Quindi ai cittadini della provincia di Treviso e della città di Treviso io dico chiaramente che se vi troverete con i maxi hub e con le tendopoli dovete ringraziare la Lega, Alberto Stefani e purtroppo anche la scarsa incisività politica di Mario Conte. E Filippo, come hai potuto sentire, un'opposizione che a Treviso c'è e si sta facendo sentire. Aspettiamo il consiglio del 14 settembre per vedere cosa poi risulterà e quale sarà il dibattito in corso. Noi, se non hai domande, da Cassugana, da Treviso è tutto, Filippo. Grazie a Edi Kaliman per questo collegamento in diretta da Cassugana, dal comune di Treviso. Noi adesso ci spostiamo a Vicenza perché sono scese in piazza le famiglie Arcobaleno. A loro fianco c'era anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, ci racconta tutto Daniele Garbin. La campagna elettorale erano i giorni in cui infuriavano le polemiche perché Sergio Giordani a Padova insieme ad altri sindaci avevano deciso di procedere con la trascrizione e noi avevamo detto una cosa molto chiara, cioè che ci saremmo comportati come amministrazione se avessimo vinto le elezioni come quei sindaci. E qualche settimana fa io gliel'ho confermato, cioè gli ho detto che l'intenzione di questa amministrazione, della nuova amministrazione a Vicenza è questa, ed è questa perché siamo convinti che le battaglie politiche non si possano fare sui bambini, sulle bambine. Così anche il sindaco di Vicenza ha espresso il suo appoggio alla manifestazione delle famiglie Arcobaleno, scese in piazza Castello ieri sera con 300 partecipanti. La volontà dei manifestanti è quella di opporsi al provvedimento della Procura di Padova che ha impugnato la registrazione dell'atto di nascita di 33 bambini nati all'estero da coppie formate da 2 mamme a seguito della procreazione assistita. Sarà il tribunale a pronunciarsi sulla genitorialità della madre non biologica. Io e Valentina quando ci siamo incontrate ci siamo riconosciute e ci siamo dette il desiderio di non solo avere una famiglia a 2 ma di poter avere anche dei figli. Ci abbiamo iniziato a pensare e abbiamo progettato il nostro viaggio in Danimarca che ci ha portato a una procreazione assistita semplicissima che ci ha permesso di diventare madri e dunque siamo state molto fortunate. Caterina è una bambina sana, gioiosa, felice e che in questo momento ha entrambi i genitori che possono tutelarla fino a che questo documento non verrà messo in discussione o stralciato. Dunque vedremo cosa dirà
deciderà il Tribunale a questo proposito. Noi abbiamo l'udienza il 12 dicembre. L'impugnazione della Procura è un atto violento, hanno ribadito i manifestanti, in nome della parità di diritti e dignità che vogliono per le proprie famiglie, indipendentemente dal sesso dei genitori con cui sono composte. I problemi che queste coppie devono affrontare sono tanti. Dall'iscrizione a scuola, alla palestra, dal portare i bambini e le bambine dal pediatra, fare i vaccini, per non parlare di questioni più preoccupanti come possono essere per esempio degli esami diagnostici invasivi che necessitano di un consenso informato che può dare solo il genitore legalmente riconosciuto. Le cure salvavita anche in questo caso possono essere consentite solo dal genitore legalmente riconosciuto. I ricoveri all'ospedale, solo una persona che lo Stato riconosce come parente può fare assistenza, visite e quindi è una vita fatta di deleghe quando si può e di privazioni nel caso in cui le deleghe non possano essere fatte. Ci fermiamo un attimo, Focus TG torna tra pochi istanti. Bentrovati sempre in diretta con Focus TG. Nuova aggressione agli agenti della polizia penitenziaria nel carcere Due Palazzi di Padova. In 2 sono finiti al pronto soccorso. Aggrediti da un detenuto marocchino di 29 anni che durante l'ora d'aria ha chiesto di rientrare al piano perché non voleva più giocare a calcio. Alla richiesta dell'agente di aspettare 5 minuti, il detenuto ha reagito colpendolo a calci e pugni, lui e un collega, fino all'arrivo della sorveglianza. Dopo gli episodi di lunedì, ancora violenza nella casa circondariale del carcere Due Palazzi di Padova, con 2 agenti costretti a ricorrere per l'ennesima volta alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate. A denunciarlo le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria. Giovanni Vonna, segretario triveneto del SAPPE, punta il dito sulla gestione dei detenuti da parte del provveditorato di Padova. Quello che è accaduto è di una violenza inaccettabile, ci ricorda per l'ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Antonio Landino, CIS Padova e Rovigo, ricorda anche i continui rinvenimenti di telefoni cellulari sempre al Due Palazzi, segno, osserva, che la pena introdotta a ottobre 2020 non è sufficiente ad arginare questo fenomeno. Un uomo ubriaco ha minacciato i gestori di un bar di Schio con un coltello. Per lui è scattato il DASPO urbano. Schio. In un bar del centro storico un 42enne ubriaco minaccia con un coltello da cucina i gestori del locale. Viene disarmato da alcuni avventori e si dilegua. I carabinieri, allertati dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, sequestrano l'arma utilizzata con lama lunga 11 centimetri e avviano le indagini che appurano che l'uomo aveva chiesto da bere, ma dato il suo evidente stato di alterazione alcolica aveva ricevuto un rifiuto. Identificato, è stato segnalato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Per questo il questore di Vicenza ha firmato nei suoi confronti un DASPO urbano con cui vieta al 42enne di accedere a una serie di locali del centro storico di Schio per 2 anni. La violazione del provvedimento è punita con una reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. Parliamo del Tribunale di Bassano, della sua possibile riapertura come Tribunale della Pedemontana, perché la questione che è al centro di 3 province del Veneto approda in Consiglio regionale. Agosto è passato e la data ultima per fare il punto sul percorso del Tribunale della Pedemontana è stata superata. La sindaca Elena Pavana ha scritto al ministro Carlo Nordio, ma in attesa di novità da Roma il territorio si muove ancora una volta per il suo tribunale. E così martedì arriverà nell'aula del Consiglio regionale una proposta di legge statale per la riapertura di alcuni tribunali chiusi nell'ormai celebre riduzione di qualche anno fa.
Primo firmatario e relatore sarà il vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco. Come Regione del Veneto, come Consiglio, abbiamo deciso di presentare un progetto di legge statale proprio che vada nella direzione di altre 7 regioni a livello nazionale che chiedono sostanzialmente al governo di rivedere quella che è la geografia giudiziaria che è stata approvata ancora nel 2012. La proposta è firmata anche dal capogruppo della Lega in Consiglio, Alberto Villanova, e da Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, a conferma che il progetto è condiviso in modo politicamente trasversale e che interessa tanto il bassanese quanto la Marca trevigiana e l'Alta Padovana. Approveremo questo progetto di legge che inizierà poi un iter a livello parlamentare assieme agli altri testi e mi auguro assieme anche a una nuova geografia giudiziaria che sarà portata avanti proprio dal governo, proprio per chiedere ovviamente l'apertura del nuovo Tribunale della Pedemontana. Il territorio ha già detto la sua politicamente sul versante del lavoro, tutti compatti per il nuovo tribunale. La palla passa al governo e al Parlamento che speriamo quanto prima metta veramente in risalto il lavoro fatto dal territorio, ma soprattutto ci permetta di riaprire questo importante edificio che è fondamentale per le imprese e per i cittadini del nostro territorio. La battaglia per il tribunale quindi è ufficialmente aperta, ma sono in molti a chiedersi perché Bassano, che fino a qualche anno fa era addirittura impredicato di diventare capoluogo di provincia, debba lottare ogni giorno con i denti e con le unghie per non perdere servizi. È un territorio che da tanti anni purtroppo deve lottare per mantenere dei servizi essenziali per la popolazione. Stiamo parlando oltretutto di un territorio molto importante, non siamo alla periferia dell'impero, ma siamo uno dei centri produttivi più importanti del Veneto e del nord-est. In questa partita finiscono temi di primaria importanza, compreso quello della sanità. Fino a qualche settimana fa parlavamo addirittura del commissariato di polizia. Oggi, grazie all'interessamento del ministro Salvini, sono stati stanziati i fondi per realizzare il nuovo commissariato, ma c'è il problema dell'archivio di Stato, c'è il problema dell'ospedale che negli ultimi mesi ha visto ovviamente qualche difficoltà e sul quale ovviamente bisogna riportare l'attenzione dell'intero territorio. Una battaglia che non è solo di Bassano, è di un intero territorio e, come dice il vecchio adagio, l'unione fa la forza, ma divisi ci si fa male. E allora da Bassano del Grappa voliamo al Lido di Venezia, dove è in corso, come ben sapete, l'80ª edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Siamo in collegamento con Lorenzo Maier, che sta seguendo tutto il festival per noi. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Allora, quali sono le ultime novità? Le ultime novità sono che oggi, possiamo dire così, buon compleanno mostra, nel senso che l'80ª edizione che è in corso, come giustamente ricordavi, verrà oggi celebrata in Sala Grande con la proiezione di un documentario che ripercorre un po' i 90 anni della mostra e le 80 edizioni del festival, un documentario molto interessante che nasce da un gemellaggio anche tra l'Italia e la Francia e che porta grandissimi attori ed attrici a parlare di quello che è il loro ricordo di Venezia, cosa ricordano del loro primo tappeto rosso, come è stato il loro rapporto arrivando qui a Venezia, un po' un piccolo documentario, nel senso che è durata di 58 minuti, però che si annuncia molto denso di contenuti, molto suggestivo ed emozionante. Poi chiaramente oggi questa proiezione verrà abbinata alla consegna del secondo Leone d'Oro alla carriera a Tony Leung, quindi questa è la sua giornata dopo quella di Diana Cavani e Tony Leung, questo attore premiato dalla Biennale con il Leone d'Oro alla carriera, ed è anche la giornata del terzo film italiano in concorso, Adagio di Stefano Sollima. Quindi tanti contenuti, ovviamente il weekend come sempre è un momento un po' centrale, un po' di svolta del festival, e tra oggi e domani infatti il programma è particolarmente ricco di eventi. Ricordiamo poi domani non c'entra con il festival, ma ci sarà anche la regata storica che vedrà anche alcuni rappresentanti del mondo del cinema e della mostra essere in macchina, per cui un weekend davvero di Venezia capitale. Dei contributi, credo Lorenzo, di alcune interviste che hai realizzato in queste ore. Sì, abbiamo, ti direi di far partire il servizio, qualche battuta con il cast di
Felicità Micaela Ramazzotti può partire il nostro racconto. Certo. Max Tortora, allora ci racconta un po' questo film e la tua presenza sempre qui a Venezia, ti accogliamo sempre con grande gioia. Grazie caro. Dunque è un film che intanto mi fa tanto piacere averlo fatto, mi ha fatto tanto piacere essere stato scelto, perché questo è veramente un film in cui ognuno di noi, ogni attore è stato da Micaela volutamente scelto, proprio hanno scritto proprio pensando a chi lo doveva interpretare, quindi è stato lo trovo un gesto d'amore, ecco. Parlando con Max Tortora di questo film ha detto che si chiama Felicità e che ha dato a lui molta felicità nell'interpretare questo personaggio. A lei cosa ha dato? Molto coraggio e mi ha dato forza e questo è il ricordo che ho di questo film, coraggio, la forza, la faccia tosta di mettermi a fare un film da regista. C'è voluto un po' di sfacciataggine ovviamente da parte mia. Io volevo raccontare la storia di un'emancipazione di due fratelli da una famiglia patologica, da una famiglia malata, una famiglia che si approfitta di continuo di questi due figli. È come se fossero un mostro a due teste questi due genitori molto protagonisti di questa famiglia, mentre i coprotagonisti sono i figli, mentre invece nella famiglia i protagonisti che devono spiccare il volo dovrebbero essere i figli, no? E quindi mi piaceva il rapporto un po' vittime, i figli, carnefici, i genitori. Max Tortora e Micaela Ramazzotti, intervistate da Lorenzo Maier. Lorenzo, tu hai anche avuto modo di avvicinare la sottosegretaria Borgonzoni per parlare anche di Venezia. Sì, Lucia Borgonzoni è qui presenza fissa, possiamo dire, al festival, nel senso che rappresenta dopo l'arrivo dei ministri un po' la presenza fissa del governo qui per l'Italia, che abbiamo chiesto un po' l'attenzione appunto ai progetti su Venezia in una lunga intervista di cui vi proponiamo credo un piccolo brano. Sottosegretario, grazie per essere con noi. L'impegno del Ministero per Venezia. L'impegno del Ministero per Venezia è sempre tanto. Quest'anno stiamo cercando di raccontare all'interno di questo festival le novità e i cambiamenti che vogliamo fare nel Ministero. Uno su tutti, ieri abbiamo fatto un incontro per raccontare l'internazionale, perché riteniamo che sia fondamentale portare in giro il Paese Italia e i nostri artisti. Come vede la città non solo in questi giorni ma in quest'ultimo periodo, con tutte le iniziative che ci sono state? Venezia si sta anche modificando tanto perché c'è stato un grandissimo investimento sul PNRR, su Venezia, attraverso anche la Biennale di Venezia, perché sono arrivati tanti fondi, e poi comunque sta diventando sempre più centrale, sempre più viva nella discussione internazionale, non solamente quella legata al cinema, ma questo dobbiamo ringraziare una Biennale che è forte, che ci racconta dalla fotografia all'architettura, insomma ci racconta l'arte in generale. Credo sia importante perché comunque quando si parla di cultura parlare d'Italia è centrale e, come detto, all'estero ci vogliono i nostri prodotti e vogliono che noi ci raccontiamo. Ogni tanto siamo noi magari che ci sottostimiamo. Può fare un saluto ai telespettatori di Antenna 3 da parte del sottosegretario? Certo. Una dedica. Un saluto a tutti voi, seguiteli perché sono veramente bravi e perché raccontano veramente le storie e il nostro paese in modo giusto e corretto. Bene, Lorenzo, abbiamo ricevuto anche i complimenti quindi della senatrice Borgonzoni. Sì, a parte questo, la senatrice una presenza un po' da anni qui al festival, per cui è un'amica della Mostra di Venezia, un'amica di Venezia, per cui è importante che sia qui a rappresentare anche
l'impegno insomma, dello Stato per Venezia, del governo. Ricordiamo che c'è sempre da anni il Padiglione Italia all'interno qui della Mostra di Venezia, che è un po' un contenitore di tante iniziative che vengono presentate nel mondo del cinema, della cultura, ma anche di tanti altri aspetti, perché la Mostra di Venezia è comunque una vetrina non solo cinematografica, ma anche di altri aspetti, di altre associazioni, enti, valori che vengono qua per promuovere le loro iniziative. Grazie a Lorenzo Maier in collegamento dal Lido di Venezia, grazie e buon lavoro e noi ci fermiamo per un istante. Bentrovati a Focus TG in diretta, come sempre, su Rete Veneta a Padova. Continua il botta e risposta tra maggioranza e opposizione sulla curva sud dello stadio Euganeo. Oggi l'assessore Bonavina ha confermato che i lavori riprenderanno. La situazione è sicuramente difficile e questo è determinato dalla mancata collaborazione da parte della ditta, che sicuramente non ci sta dando una mano da questo punto di vista, e quindi i nostri tecnici sono a lavoro ormai da 4 mesi per trovare la soluzione migliore per iniziare prima possibile e soprattutto con delle certezze per poter arrivare alla conclusione dei lavori, che per noi sono importantissimi. Dopo il sindaco Sergio Giordani, anche l'assessore Diego Bonavina parla dei lavori della nuova curva dello stadio Euganeo. Al momento però non è possibile fissare una data di inizio lavori e non è possibile nemmeno vederne la fine. La società appaltatrice coinvolta nell'inchiesta non sta fornendo le carte che permetterebbero di sbloccare i lavori. A Palazzo Moroni si cerca però una soluzione. Le opposizioni attaccano e sottolineano come il progetto della nuova curva sia fallimentare e questo stop dovrebbe far ripensare all'altro progetto, quello dello stadio plebiscito. Le opposizioni sono fatte per dire quello che ritengono. Io dico sempre che lo stadio Euganeo è lì da 30 anni, ci lamentiamo tutti dello stadio Euganeo, si sono lamentati tutti quanti, ma in 30 anni non è stato fatto nulla e nessuno ha mai pensato o è mai riuscito a fare qualcosa. Noi ci abbiamo pensato, abbiamo iniziato, ci abbiamo provato, qualcuno si è messo di traverso, ma non ci preoccupiamo, quella struttura verrà portata a conclusione. Bonavina sottolinea anche che il rifacimento della curva porta con sé anche la realizzazione di 2 palazzetti pensati per altri sport e che attendono di essere completati. La stessa importanza che si dà alla curva è la stessa importanza che si danno ai palazzetti, perché i palazzetti ospiteranno tantissime manifestazioni, tantissime competizioni, tantissime associazioni, non vediamo l'ora veramente. E da Padova ci spostiamo subito in provincia di Treviso, andiamo in diretta a Valdobbiadene, dove è per noi in collegamento Lucio Zanato, perché c'è una questione aperta per quello che riguarda le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. A te la linea, Lucio. Grazie Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, stiamo parlando del Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore di OCG. Perché puntualizzo questa cosa? Perché è ciò che chiedono oltre 200 produttori e che hanno ribadito nel corso di una conferenza stampa organizzata oggi. Una conferenza stampa importante perché, voglio ricordare, questo mondo, il mondo del vino, del Prosecco, ma del Prosecco superiore, è un mondo che ha cambiato di fatto l'economia del nostro territorio, dalla Marca Trevigiana. Siamo passati da un'economia prettamente industriale a una grande valenza nel settore primario e soprattutto nel settore vitivinicolo, e questi sono i produttori, chiamiamoli eroici, nel senso che rispetto agli altri che hanno una meccanizzazione molto spinta, quindi costi di produzione relativamente bassi, loro invece fanno ancora tutto a mano e quindi i costi di produzione sono 3 volte superiori, per non dire 4 volte. Pensate che insomma si può entrare dentro un campo pianeggiante con tutti i mezzi semplicemente per tagliare l'erba, loro no, loro vanno a decespugliatore sulle spalle perché le rive tirano, giusto Francesco Drusiano? Le rive sono
belle, bellissime, però sono difficili da lavorare in quanto ci vogliono tantissime ore per poter portare a casa l'uva. E voi siete un po' arrabbiati perché questa differenza secondo voi non viene ribadita? Ma noi, a parte il discorso della differenza, perché sono due territori totalmente diversi, però noi vogliamo che sia rispettata la nostra storicità, la nostra soprattutto identità e il nostro prodotto, che non, senza offesa, è una cosa diversa da dove, come dicevi tu prima, quelli bravi a 150 ore portano a casa l'uva. Non è il nostro caso questo, per cui vogliamo che la nostra storicità, identità e qualità siano rispettate e inostropiate nei termini della legalità, logicamente. Quindi non semplicemente Prosecco, ma Prosecco superiore oppure Conegliano Valdobbiadene. Esatto, come deve essere scritto Conegliano Valdobbiadene superiori di OCG. Ecco, voi però ce l'avete un po', diciamo, soprattutto con il consorzio, perché pare che insomma non sia all'altezza, l'avete detto oggi. Ma se siamo arrivati a questo punto vuol dire che il consorzio, senza offesa, non funziona, non fa tutela, e questo non ci fa piacere perché, ripeto, questa è la nostra entità. E qui ci sono tantissime famiglie che lavorano facendo sacrifici per dare un prodotto diverso al mercato e vogliamo che sia rispettato. Ecco, nel particolare però voi dite noi ci poniamo come, diciamo così, critici, ma non vogliamo fare la guerra. Assolutamente no, la guerra non fa bene a nessuno, non serve a nessuno. Gianfranco Bortolin, per chi non lo conoscesse, ed è uno delle firme Bortolin, insomma, che qui destinano, anzi sottolineano un prodotto. Le Bertole è preciso come azienda. Perché a Bortolini siamo in tanti, non vorrei che nascessero confusioni. Comunque no, niente, appunto noi appunto facciamo parte di questo territorio dove è diverso da tutti gli altri. Noi siamo noi, vogliamo essere chiamati per nome e cognome come qualsiasi altro elemento, altra cosa, e chiediamo solo un continuo rispetto e una tutela, come ribadiva il mio collega Francesco, una tutela del nostro nome, del nostro territorio, della nostra denominazione, tutto lì. Sì, insomma, a voi ha dato un po' fastidio l'idea che ad esempio il percorso delle colline del Prosecco fosse il percorso delle colline del Prosecco e non il percorso delle colline del Prosecco con Conegliano Valdobbiadene, e mi pare adesso che avete fatto un incontro con la Montedoro la cosa venga risolta. Certamente c'è stato un primo incontro dove gli aspetti emersi sono molto positivi, adesso ce ne sarà un secondo con tutto il CDA dell'associazione, mi auguro che tutto vada per la meglio, la disponibilità è stata manifestata molto bene, sicuramente ribadisco sempre alla fine le stesse cose, chiediamo il rispetto del territorio, questa storia dei cartelli del Prosecco piuttosto che del Pullman costruisce un sistema per appiattire la nostra denominazione, il nostro territorio, quello che noi assolutamente non vogliamo. Ecco, invece a Stefano Pola voi dite al consorzio la cosa importante è che lo tuteliate, diciamo, con un ufficio attento, con un ufficio che sia come dire una specie di lente di ingrandimento su ogni attività connessa con questo territorio. Beh, sicuramente sì, come ben detto tu, è indispensabile che il consorzio si doti di un ufficio al suo interno dove faccia tutela su tutto quello che è la comunicazione che viene fatta all'interno del nostro territorio e quindi che sia seguito appunto da una persona che possa effettivamente andare ad agire immediatamente se qualche comunicazione per qualche fiera, qualche evento o qualsiasi altra cosa viene comunicata in maniera errata. Quindi è importante che Conegliano e Valdobbiadene siano sempre collegati al nostro territorio. Ma è vero che queste persone che dovrebbero tutelare le volete portare su ad esempio nel suo caso su per le colline di Col San Martino per fargli vedere quanta fatica c'è per produrre il vostro vino? Ma sicuramente può essere un invito e può essere una cosa, esatto, e soprattutto un training, però molto volentieri sono tutti invitati a capire quello che è effettivamente l'eroicità che c'è tra Valdobbiadene e Conegliano. Va bene, per ultimo passo per di qua Filippo, poi ti ridò la linea, abbiamo invece Maurizio Favrel che di tutto questo ci parla di una cosa, perché loro fino adesso hanno sostanzialmente messo la faccia su oltre 200 produttori che hanno firmato una lettera aperta proprio al consorzio, e adesso l'altra notizia di oggi è emersa è che diventate comitato.
Esatto, questa è un'iniziativa spontanea nata appunto dall'esigenza di affrontare questa problematica che noi abbiamo a cuore, e adesso che siamo arrivati più di 200 abbiamo deciso di costituirci in un comitato. Adesso ci vediamo prossimi alla vendemmia e quindi dobbiamo prendere tempo, e nel frattempo appunto provvederemo appunto alla costituzione in modo tale da poter interfacciarsi con le varie istituzioni. Comitato suggeritore o spina nel fianco dell'OCG? No, suggeritore, inizialmente suggeritore sicuramente. Quindi ascia di guerra ancora sotterrata? Assolutamente sì. Però pronti a tirarla su se non vi ascoltano? No, dai, vediamo, siamo fiduciosi. Diciamo che questa è una risposta un po' alla democristiana, ma visto che comunque siamo in un territorio da sempre vocato a trovare una soluzione magari proprio grazie a un calice di prosecco superiore con Agliano Valdobbiadene, io direi che Filippo ti posso restituire la linea, pronti per raccontarvela questa sera nel corso dei telegiornali. Grazie a Lucio Zanato e ai suoi ospiti in collegamento in diretta da Valdobbiadene. Era anche l'ultimo dei tanti collegamenti che abbiamo fatto nel corso di questa ora di Focus TG, che si conclude qui. Io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Rete Veneta. Arrivederci.